Le botteghe storiche sono salite a 58, la regione aggiorna l'elenco, Belluno e Feltre ne hanno 9 a testa e c'è il caso di Lamon, 2600 abitanti e 6 presenze. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, lunedì 23 dicembre. Siamo sulla prima pagina del Gazzettino e andiamo all'interno a leggere l'approfondimento. Salgono ancora le botteghe storiche, 58 sono sotto tutela. La regione ha aggiornato l'elenco dei luoghi storici del commercio, da 2022 aumentati del 70% i negozi che hanno ottenuto il riconoscimento e c'è anche l'infografica che mostra quelli che sono i luoghi storici del commercio in provincia di Belluno. Ne scrive Claudio Fontanive. Sono 58 e sono dei veri e propri presidi del territorio che resistono all'abbassamento delle serrande e allo scoglio del ricambio generazionale. Sono i luoghi storici del commercio e vanno da alberghi, alimentari, attività artigianali con annessa vendita, ma anche farmacie, locande e tutti comunque aperti al pubblico da più di 40 anni. La Regione Veneto, che ha seguito la richiesta che a seguito di richiesta degli interessati ha il compito di certificare le attività commerciali con valore storico-artistico, nei giorni scorsi ha pubblicato l'elenco aggiornato 2024. La necessità di tutelare questi monumenti del commercio cresce di anno in anno, erano 34 nel 2022 i negozi storici bellunesi, ora la lista si è allungata con un aumento del 70% di attività sotto tutela. La palma dell'attività più longeva in provincia spetta proprio alla più antica forma di commercio, ovvero quella ambulante. Il mercato settimanale a Feltre infatti si tiene da lontano 1879. Subito dopo si colloca un altro esercizio che fonda le sue origini in altro valore chiave del nostro territorio, ovvero il cooperativismo, con una struttura che col tempo sarebbe diventata un caposaldo dell'economia ampezzana e stiamo parlando della cooperativa di Cortina che nacque nel 1893. E poi sul Palio anche un'azienda familiare, la macelleria Sperandio, che aprì le porte ai clienti nel 1900 a Mel, ora comune di Borgo Valbelluna, e che tutt'oggi continua l'attività anche nel punto vendita di Falcade. Scorrendo nell'elenco tutto il territorio è ben rappresentato con attività che spaziano da Belluno a Feltre, ma anche in territori come Valbelluna, Alpago, Cadore e Agordino. E spicca il dato di Lamon, piccolo paese feltrino con 2600 abitanti che può vantare ben 6 presenze nell'elenco regionale, quindi numeri significativi. E poi da tipografia a cartoleria la possiedi sono un'istituzione, una promessa fatta a papà, ci sono le storie raccontate dai diversi territori, scrive Daniele Mammani per Feltre e si parla appunto di quella che era la tipografia Possiedi e che ora è diventata cartoleria. Siamo a Feltre, come dicevo, la nuova cartoleria di Rossana e Silvia Possiedi che ha sede in via Paradiso nella parte alta della città, un negozio che può vantarsi di aver superato il secolo di vita e che negli anni è riuscito a rinnovarsi e a far fronte a tutte le sfide che il commercio odierno gli pone davanti. E poi ancora il Gioiello, hotel che racconta l'era delle miniere e l'arte di Beltrame. In Valle Imperina fu residenza del patron dei siti estrattivi, il pioniere Magno Magni, poi divenne casa del celebre illustratore della Nubenica del Corriere che la decorò. Oggi i ragazzi ballano la sera, gordini e turisti entrano nella curatissima spa per una sauna, un bagno turco o per un tuffo in piscina, ma quella che per una parte è moderna struttura, dall'altra conserva il fascino di un'antica residenza risalente a 3 secoli fa. Nell'elenco dei locali storici del Veneto compare il Parco Hotel Villa Imperina di via Pragrande, conosciuto da turisti per una vacanza nel cuore delle Dolomiti, ma anche da viaggiatori che necessitano di alloggi, oltre che dagli abitanti della zona. E poi alle Buone Arie, l'albergo che nel 1954 portò il primo turismo in Val Visdente, in questo caso siamo a Santo Stefano di Cadore e ne scrive Yvonne Toscani. Cambiamo argomento e andiamo avanti nella lettura del Gazzettino. Leggiamo il caso di quanto accaduto a Pedavena. Vigile aggredito, siamo pronti a far causa al comune. Il sindacato degli agenti andrà dal prefetto e minaccia lo stato di agitazione. Non è stato tutelato dal municipio. Il pugno che il vigile urbano di Pedavena, Davide Pinnafo, ha rimediato sabato all'ora di pranzo è la seconda aggressione che subisce in pochi mesi mentre svolge il proprio lavoro. Questo per il sindacato della polizia locale non è più tollerabile, punta il dito contro l'immobilismo dell'amministrazione comunale di Pedavena che invece che tutelare e schierarsi al fianco del suo dipendente lo avrebbe addirittura abbandonato.
Siamo indignati, informeremo di quanto sta accadendo il prefetto, ma non solo. Siamo pronti ad aprire lo stato di agitazione e se ci saranno estremi a portare il comune in tribunale, afferma Simone Maniero del sindacato. Intanto si apprende che la prognosi per le ferite riportate dal vigile è di 20 giorni e che l'aggressore, un 54enne nato a Bolzano residente a Pedavena, è agli arresti domiciliari. Continuiamo, andiamo avanti, cambiamo argomento. C'è questo articolo a pagina 9 dell'edizione di Belluno a firma di Olivia Bonetti. Neve, la bufera blocca anche l'elicottero. Falco ieri alle 18 è rimasto a terra da Raba dopo un soccorso, ma non c'era alcuna urgenza, purtroppo l'uomo era deceduto. L'elicottero si è potuto levare in volo solo alle 19:45 grazie a un leve rallentamento delle precipitazioni. La neve e il freddo di ieri hanno creato qualche disagio in provincia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in alcuni recuperi di automobili e mezzi rimasti in panne. Anche l'elicottero Falco, dopo un soccorso che si è rilevato purtroppo inutile, è dovuto rimanere a terra per più di quasi 2 ore prima di poter ritornare alla base, tutto a causa di una bufera di neve. Ma la domenica è stata segnata purtroppo anche da 2 tragedie, la morte di una donna di 74 anni a San Vito di Cadore, Marisa Belli, e quella di un turista olandese di 57 anni stroncato da infarto fulminante dopo una giornata sulle piste da sci ad Arabba. Ed è proprio nel corso di questo intervento che è avvenuto l'imprevisto della neve. Falco 1, decollato dalla base di Pieve di Cadore intorno alle 18, è volato in soccorso del turista che si era sentito male in comune di Livinallongo. L'uomo, un olandese del 1967, era arrivato con moglie e figli dai Paesi Bassi 3 giorni prima. La famiglia alloggiava all'hotel Marilena di via Mesdì ad Arabba. È stata una giornata bellissima, ha raccontato Patrick al rientro dopo le discese sulle piste di sci con la moglie. Era veramente felice, mi ha detto che si erano divertiti tanto, spiega il titolare della struttura ricettiva. Salito in camera, l'uomo si è sentito male, la moglie che è con lui corre di sotto a chiedere aiuto. In hotel c'è una persona che opera come volontario, interviene subito mentre parte in tempo reale la richiesta di aiuto al 118. Praticamente nel giro di pochi minuti arriva l'ambulanza di Araba che era lì vicino con i sanitari che proseguono nelle manovre di rianimazione. Sopraggiunge anche Falco che sbarca l'equipe medica, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare e l'elicottero purtroppo poi è stato bloccato per 1 ora e 3 quarti a causa del meteo. Passiamo ora al Corriere delle Alpi, all'altro quotidiano, e c'è un articolone nella prima pagina di Belluno che parla dell'appello fatto da Confindustria alle scuole. L'intelligenza artificiale nelle scuole, Confindustria scrive ai presidi bellunesi, lettera di Berton e Vascellari, il mondo del lavoro chiede abilità digitali e l'intelligenza artificiale è il futuro della nostra manifattura. Un futuro sempre più digitale, inizia così l'articolo, dove l'intelligenza artificiale svolgerà un ruolo fondamentale ovunque, dal mondo del lavoro al tempo libero. Da tempo il mondo imprenditoriale bellunese chiede profili specializzati per prendere in mano la trasformazione digitale in corso. E in quest'ottica si inserisce la lettera scritta da Confindustria Belluno Dolomiti ai dirigenti scolastici della provincia affinché introducano nei programmi l'intelligenza artificiale. Nella mail inviata alle scuole, firmata da Laurent Berton, presidente dell'Associazione degli Industriali, e da Margherita Vascellari, presidente del gruppo Giovani, si propone un vero e proprio patto educativo per il futuro digitale del bellunese. La stessa Confindustria è pronta a mettere in campo le sue competenze, i suoi strumenti e contatti, nonché il proprio servizio educativo. Quindi questo è l'appello di Confindustria e i dirigenti rispondono presente, è il futuro dei nostri ragazzi. Anesin e De Lazzari incuriositi dalla proposta degli industriali. Si può fare al Catullo, la dirigente scolastica Violetta Anesin ha le idee chiare. Ho letto la mail di Confindustria e sono d'accordo sul fatto che l'intelligenza artificiale non possa non essere presente all'interno delle scuole. Per quel che ci riguarda, quella dell'intelligenza artificiale è una riflessione che stiamo portando avanti da tempo. E anche Mauro De Lazzer, che divide la sua attività tra il comprensivo di Pieve di Cadore e il Liceo Linier di Belluno, è conscio dell'importanza appunto dell'intelligenza artificiale. Da tempo stiamo facendo corsi ai nostri docenti, anche perché l'intelligenza artificiale è molto usata dagli studenti quando devono fare compiti e altro. E poi cambiamo argomento, c'è un articolo di Francesco Dalmas a pagina 16, sarà un super Natale, alberghi col pienone e piste aperte ovunque. La fiducia di ANEF e Federalberghi, quest'anno Ponte dell'Immacolata in sordina, ma le prenotazioni per le prossime feste ci danno una carica di ottimismo, scrive appunto Francesco Dalmas.
Il miracolo della neve fresca, il fascino delle Dolomiti imbiancate, ancorché si sia trattato di qualche spruzzata, ha richiamato in quota un numero incoraggiante di sciatori e turisti. Si pensi che il mancato ponte di Sant'Ambrogio dell'Immacolata ci aveva fatto segnare un meno 15% di primi ingressi sulle piste rispetto alla stessa data dell'anno scorso, evidenzia Roberto Grigoletto, presidente regionale dell'ANEF, Associazione degli Impiantisti. Ebbene, in 2 settimane abbiamo recuperato il 10% ed oggi siamo a meno 5 in confronto all'analogo periodo del 2023. Grigoletto si dice certo che con le festività di Natale e di fine anno si guadagnerà il pareggio e ne è convinto anche Stefano Pirro, presidente dell'Associazione Albergatori di Cortina. Le prenotazioni negli alberghi per Natale garantiscono una copertura dei posti letto che va oltre il 70-75% e con fine anno arriveremo, così speriamo, al tutto esaurito. Questo è un approfondimento per chi volesse appunto andare a leggere qualcosa in più sul Corriere delle Alpi. A pagina 18, nidi in montagna, aiutate 22 famiglie, Fondazione Welfare riapre il bando. Nell'attività 2024 anche sostegno a 2 vittime di violenza, l'anno prossimo un fondo per doposcuole e centri estivi, e ne scrive Alessia Forzin. Una mano tesa alle famiglie con figli piccoli che vivono in montagna, alle donne vittime di violenza, agli studenti. La Fondazione Welfare Dolomiti di Belluno sta per chiudere un 2024 molto ricco sotto il profilo di progetti sviluppati e guarda con ottimismo e fiducia al 2025, anno in cui punta ad istituire un fondo per sostenere doposcuole e centri estivi e ad attivare il microcredito per persone in difficoltà. La scorsa settimana i soci fondatori si sono riuniti per l'assemblea nel corso della quale è stato fatto il punto dell'attività. Sono 22 le famiglie aiutate a mandare il figlio al nido in montagna nel 2023, 5 in nido che hanno ricevuto un sostegno economico. Il contributo è duplice, spiega la presidente dell'ente Francesca De Biasi. Da un lato viene sostenuto il nido, dall'altro le famiglie che ricevono 300 euro per abbattere le rette. Nel 2023 abbiamo ricevuto 22 domande da 5 asili nido che sono state liquidate a febbraio 2024, spiega ancora Francesca De Biasi. E poi ci sono frizioni, tensioni a Palazzo Rosso, giunta deludente, non sta facendo nulla, il patto rompe con la maggioranza, il presidente Dalle Mule porta solo avanti i progetti di chi c'era prima, nessuna discontinuità come si auspicava. E ne scrive sempre Alessia Forzin. Purtroppo non immaginavo che questa amministrazione fosse così deludente. È un giudizio negativo a 360 gradi, quello del presidente del Patto per Belluno, Luca Dalle Mulle, sull'operato dell'amministrazione De Pellegrin. I suoi consiglieri, Celeste Balcone e Sandra Mella, anche nell'ultimo consiglio comunale, hanno deciso di non partecipare al voto in tutti i punti di discussione. Era successo anche al momento del voto sul bilancio previsionale sulle nuove aliquote IRPEF. Nelle sedute precedenti c'erano state numerose astensioni, segnali evidenti di un malessere del gruppo che non lo nasconde più. E quindi c'è la spaccatura. E movimenti politici invece De Cunovic è passata a Forza Italia, anche a Palazzo Rosso, con il tesseramento appunto dell'assessore alla protezione civile, gli azzurri sono sbarcati nella giunta del sindaco De Pellegrin. Continuiamo con la lettura, leggiamo un'ultima notizia e poi andiamo a chiudere la rassegna. Siamo a Feltre, pienone in centro per i Krampus, la neve corona gli eventi natalizi. De Marco, presidente di Feltre nel Cuore, dice: abbiamo riempito le strade durante tutto il fine settimana, ne scrive Stefano De Barba. Un weekend da incorniciare con il suggestivo spettacolo di mongolfiere luminose sabato sera e poi ieri sera al centro di Feltre, gremito per la parata dei Krampus che hanno dato spettacolo sotto la neve in un clima magico davanti ad una folla di spettatori. Il fine settimana organizzato da Feltre nel Cuore, con le animazioni, le casette, il mercato, le tante iniziative all'insegna delle feste di Natale, si è chiuso con il botto. I Krampus di Fiera di Primiero, che un anno fa avevano debuttato a Feltre riscuotendo una grande partecipazione, quest'anno hanno fatto faville tra luci, campanacci, battaglia a suon di scope in Piazza Isola, diventata per l'occasione una grande arena. Anche quest'anno i Krampus hanno riempito le strade, siamo super felici, complice anche l'atmosfera incredibile che ci ha regalato la neve, commenta Stefano De Marco, presidente di Feltre nel Cuore, e ci sono alcune fotografie che mostrano lo show appunto che è andato in scena ieri. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo domani sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie per l'ascolto e buon inizio settimana, a prestissimo!